cultura. A questo punto non perdiamo tempo, abbiamo una parte iniziale di qualche minuto in cui ricordiamo questo bellissimo libro che è appunto l'ultima pubblicazione di Soccer Data, che è il, se la vediamo subito, tutto il Grande Torino minuto per minuto, e quindi noi andiamo subito, anzi vado subito a raggiungere il nostro ospite in postazione. Eccolo. Eccoci qua, quindi vabbè, questi i potenti mezzi di Che Calcio consentono di avere queste inquadrature, e quindi soprattutto perché dietro abbiamo una grandissima squadra. Questa squadra è stata la più grande squadra al mondo, visto che poi parliamo di squadre nel più recente, diciamo, che abbiamo potuto vedere direttamente con i nostri occhi, tipo il Milan di Sacchi, il Barcellona di Guardiola, non so, la Germania, l'Olanda degli anni 70. Allora, da Granata posso dire che è stata la più grande squadra del mondo. Probabilmente non si può fare una cosa oggettiva. Che tipo di mela piace a te, che tipo di mela piace a Tommaso, Enrico, sono tre mele diverse magari, quindi non si può sapere qual è la mela migliore al mondo. È stata una grandissima squadra. E tra l'altro mi fa anche specie che nella tua presentazione, nella sigla, non esista neanche un giocatore del Torino, ma sono tutti gli stranieri pure, ma certo. Del Torino nessuno, ti ringrazio molto. È stato gentilissimo. Va bene, andiamo avanti, pazienza, cioè se ne faremo una ragione. Faremo anche un'altra sigla. Faremo anche un'altra sigla, va bene, lo so, quindi sarà una trasmissione un po' complicata, io ho già capito, anche perché poi abbiamo da presentare questo libro, quindi questo libro, già vedete che ci sono tutti i memotac a fianco, però in realtà la presentazione sarà coadiuvato ovviamente dal duo di C'era una volta Orei. Allora, io la cosa che mi preme maggiormente quando vedo indubbiamente qualcosa che riguarda appunto il Grande Torino, penso sempre alla memoria. La memoria storica di un qualcosa, perché un tramandato, tutta gente, personaggi che hanno detto quella squadra lì era una cosa, per esempio, non so, una persona che conosco mi aveva detto io ero bambino, però quella squadra lì non l'ho più vista da nessun'altra parte. Sì, soprattutto faceva parte di un tessuto sociale particolare in Italia. La nostra nazione usciva da un periodo di guerra che le aveva spaccato le ossa sotto tutti gli aspetti, e il Torino era stato il primo modo per riaffacciarsi in Europa con una certa dignità da parte dell'Italia e degli italiani. Era la voglia di rivincita che c'era da parte del nostro popolo. Era qualcosa che erano 11 giocatori, 12, 13, insomma, quelli che giocavano, erano veramente invincibili, hanno superato qualsiasi tipo di record fosse possibile superare, e rappresentavano veramente questa voglia di rinascita. Poi il fatto che l'ambiente storico, quindi il momento storico degli fine anni 40, fosse un ambiente molto più pulito rispetto al nostro, ha fatto anche in modo che tanti avversari, fra cui io cito per esempio Boniperti, il presidente della Juventus che ha giocato contro il Grande Torino, ha sempre riconosciuto questa come la più grande squadra, ma perché prima si usava molto più spesso parlare bene degli avversari, adesso si aspetta solo la loro morte. Questa è una cosa, vabbè, questa è una deformazione che ormai è passata negli anni, ma non solo nel recente, ma abbiamo anche grandissimi esempi, no? Un esempio velocissimo, lo chiedo a voi due, di calpestare l'avversario del passato, non so, mi viene in mente un Milan Independiente per esempio degli anni 60, o non so, un Pasquale Bruno, per dirne uno. Ma io ricordo anche un Tardelli Rivera, Tardelli Rivera. Un Tardelli Rivera in Juventus Milan, e Rivera andò fuori in barella credo dopo pochi minuti. Era un primo Tardelli degli anni 1974. Sì, il fallo che fece fallo scientifico a calcio d'avvio. Ma tu sì, mi ricordo anche dei duelli incredibili tra Pietro Vierchowud e Van Basten, fine diciamo anni 80, inizio anni 90, prima che Van Basten purtroppo poi subisse l'operazione che gli fu. Vabbè, poi questa è memoria storica, insomma, memoria storica che, in fin dei conti, il calcio passa anche da questi episodi
e chissà quanti ne hai inseriti, ma in realtà questo libro riporta episodi ma fino a un certo punto, se non andarli a cercare in questo effluvio di dati e di numeri, perché ricordiamo cos'è anche Soccer Data. Sì, Soccer Data è una società che si occupa di ricerca storica del calcio e quindi abbiamo ricostruito nel tempo per la UEFA le partite internazionali giocate dalle squadre, dai club e dalle nazionali, e questa passione di voler andare a scovare, a trovare la verità dei numeri. Come avviene? Quindi c'è un discorso di andare a recuperare tutti i giornali, testi, enciclopedie, un lavoro minuzioso, un lavoro di controllo anche. Perché soprattutto di ricerca e poi di controllo. Perché non è detto che i dati siano perfetti. Sì, assolutamente sì, anche perché una volta le formazioni delle squadre venivano passate col telegrafo, col telefono, e quindi c'erano molto spesso degli errori di dizione, per cui veniva scritto un giocatore piuttosto che un altro, o altrimenti proprio dei refusi dei giornali che sono attuali anche adesso. Quindi c'è un lavoro di ricerca e un lavoro poi dopo di double check, come dicono gli inglesi, per fare in modo che quello che viene prodotto e venduto al pubblico sia la realtà più possibile vicina appunto alla realtà dei fatti. Ecco, il personaggio che svetta di più, però forse non è tecnicamente, cioè dovrebbe essere il migliore, il più famoso, ovviamente Valentino Mazzola, quindi probabilmente sarebbe stato un ottimo pallone d'oro probabilmente all'Ego, però forse tutto sommato la sua figura si erge di più, ma c'erano anche altri personaggi che erano veramente molto forti, però chissà perché viene fuori questa memoria di Valentino Mazzola, perché era forse il finalizzatore, no? Quindi l'uomo squadra, il capitano. È chiaro, ma infatti allora il Torino è la squadra italiana che ha più bibliografia a suo favore nella storia. Io e Guido Barosio, che abbiamo fatto insieme questo libro, abbiamo pensato di non fare l'ennesimo enunciazione del Grande Torino, ma di fare qualcosa di diverso. Infatti lui non racconta nella sua parte, scritta magnificamente, di Mazzola che si tira sulle mani, che si imbocca le mani, inizia il quarto d'ora granata, ma racconta del mito, della storia del toro, collegandolo al mito dei greci, eccetera. Quindi qualcosa di un pochettino diverso. E io da parte mia ho cercato di, recuperando le 296 partite giocate dal Grande Torino dal settembre 42 alla Superga, comprese tutte le amichevoli, ho cercato di mettere in un unico contenitore tutto quello che sono state le gesta di questi grandi giocatori. E da qua la statistica ci viene in aiuto, perché ci fa scoprire degli aneddoti, delle curiosità che nei pur migliaia di libri usciti in precedenza non sono mai uscite. Te dico una giusto perché mi piace ricordarlo, perché facevo il portiere quando avevo 88 kg di meno. Sì, Bacigalupo, 25 anni, è morto a 25 anni, ha giocato 4 anni solamente col Toro, ha fatto in tempo a essere espulso 2 volte in 2 partite, e prima non c'era l'espulsione, la regola dell'espulsione per l'ultimo uomo per fare il portiere, ma semplicemente perché si prendeva a pugni con l'avversario. Torino ha fatto una tournée in Brasile e Bacigalupo è stato espulso in questo tournée perché si è preso a pugni con il centravanti del Corinthians all'avversario. Ecco, questo tanto per dire che siccome esiste poco materiale video riguardo a questo, quindi è logico che andare a ricercare l'identità di una grande squadra, visto che non c'è il supporto dell'immagine, ma entrando nelle pieghe appunto dei dati e delle partite, ecco che cosa viene fuori. L'emozione l'abbiamo già in qualche modo soddisfatta con tutte questo effluvio ovviamente di pubblicazioni, e invece questo è un dato proprio prettamente tecnico, no? Cioè più tecnico, dove praticamente si può andare a cercare qualcosa di più interessante. E come dici tu, appunto, parlando di espulsioni, chi avrebbe pensato che un portiere purtroppo perito in quella tragedia a Superga come Bacigalupo invece fosse stato espulso in una maniera così, diciamo, di basso livello, ecco, insomma, cruenta. Va bene, terminiamo questo break riguardante la squadra del Grande Torino. Ricordiamo appunto il libro Tutto il Grande Torino minuto per minuto, questo la dice lunga anche per ciò che riguarda ovviamente un qualcosa di romantico, perché qua parliamo di minuto per minuto come il calcio minuto per minuto. Io riprendo la postazione che mi compete e al tempo stesso riprendiamo giustamente la trasmissione. Eccoci, siamo arrivati.